Compare, poi ti mandiare birra, va? Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo programma, questa trasmissione che è un format sperimentale, un programma di inchiesta nell'ambito del quale ci occuperemo di trattare il tema della verità. Ecco, questo concetto così alto, così importante. Cercheremo con tutta una serie di servizi, di contributi di varia natura, di fare delle analisi, degli approfondimenti che sono utili, come dire, a creare tutte quelle condizioni necessarie affinché si possano stabilire tutte quelle premesse importanti per poter cercare di definire quelle che sono tutte le prospettive e quindi tutti quegli orientamenti utili a in qualche modo costituire tutte quelle linee guida per poter creare tutte quelle condizioni per... Ficca, figlia mia, ficca. Ficca, figlia mia. Molto bene, eccoci qui in studio. Adesso partiamo con dei contributi di varia natura. Ecco, prego la regia di mandare in onda i... Presidente, maestro, cosa possiamo fare noi per farla sentire veramente amato? Levatele su te coglione e va a fare il rumore culo a ieri dava. Per il rinnovo del Parlamento alle prossime elezioni. Tu a votare per mia e basta, buono, non ti riscorri più, basta, tu a votare a fare votare per mia, buono, devo occupare chi ci penso io, meno male che è da buttare, tutta questa democrazia che è da buttare, meno male che tu comincia sì, meno male che è da buttare, tutta questa democrazia è da buttare, meno male. Ma tu perché vuoi sapere la verità? Ma che ti interessa a te? Fatti i cazzi tuoi. Come che mi interessa? Perciò mi interessa, come mi interessa? Ma parliamoci chiaro, Ah! Rieccoci nuovamente in studio per il lancio di altri importanti servizi e soprattutto per un'intervista di grande spessore culturale e diamo la linea al nostro inviato da Palermo. Salve a tutti, siamo qui nelle vie di Palermo con uno dei principali esponenti dell'arte postmoderna e contemporanea, Giorlio di Sfrenfonio. Giorlio, nella nostra trasmissione stiamo trattando il tema della verità. Ecco, volevamo chiederti che cos'è la verità, qual è la verità? La verità è che stamattina mi alzavo, mangiavo e sogno. È stupido chiedersi cos'è la verità. È stupido pensare di poter conoscere la verità. La verità non esiste. L'unica verità possibile in questo mondo è questa. Arrivederci. Teste di cazzo.